Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi, venerdì 19 aprile, commentiamo insieme il settimanale Il Friuli e poi ci sposteremo insieme naturalmente al regista Tiziano Campigotto in edicola a San Daniele. Allora andiamo a vedere che cosa troviamo in copertina questa settimana, in questo numero che ci accompagna durante le festività pasquali e che è come sempre ricco di contenuti, in particolare appuntamenti e il palinsesto di Telefriuli per queste giornate di festa. Meglio un'auto che un figlio, questo è il titolo scelto. Vedete questo bel bambino con la faccia stupita? Ebbene sì, abbiamo scoperto questo paradosso: gli incentivi pubblici per acquistare un veicolo elettrico superano tutti i bonus bebè messi assieme e per giunta, secondo gli esperti, gli aiuti spot alle famiglie non servono a contrastare la peste bianca, ovvero la crisi demografica, la denatalità che anche nella nostra regione si fa sentire sempre più forte. E poi approfondimenti dedicati ai malati di SLA messi a tacere. Gli strumenti che consentono di comunicare con i parenti sono spesso guasti, un calvario ancora peggiore. Abbiamo raccolto un'importante testimonianza. Pietra tombale sull'ospedale di Gemona, arrivano brutte notizie perché è in arrivo un ulteriore declassamento a poliambulatorio. E poi l'ex caserma mitica apre le porte alla città, nel centro di Pordenone nascerà un nuovo quartiere verde. E allora andiamo a sfogliare insieme il settimanale e ci concentriamo sull'inchiesta di apertura. È meglio comprare un'auto che fare un figlio. Gli aiuti alla natalità da parte dello Stato e della Regione sono inferiori ai contributi per chi compra un veicolo elettrico. Inoltre i calcoli per ottenere i bonus fanno perdere la bussola e la voglia di allargare la famiglia. Il modello da seguire è un altro. Ce ne parla Maria Ludovica Scinco, che traccia un po' le linee della situazione. 11.000 euro a chi compra un'auto elettrica e 960 una tantum a chi fa un bambino. Insomma, poi abbiamo qui uno specchietto sulla regione, ovviamente quelli che sono gli incentivi, l'abbattimento rette in un caso di arrivo del secondo figlio e via dicendo. Abbiamo interpellato anche Alessia Rosolen, l'assessore regionale alla famiglia, che dice serve una legge che tenga conto di tutto il corso della vita. Nella pagina seguente abbiamo uno specchietto molto interessante, le famiglie friulane in cifre, e qui appunto vedete un po' di numeri: quanti sono gli abitanti del Friuli Venezia Giulia, l'età media della maternità, quanti figli facciamo. Non basta un bonus per invertire la rotta, a scriverlo Valentina Viviani, che ha intervistato Alessio Fornasin, docente di demografia dell'Università di Udine. Il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione più anziana d'Italia, che a sua volta è il paese più vecchio d'Europa, un andamento iniziato decenni fa e che necessita di scelte impegnative per essere ribaltato. Proseguiamo la nostra lettura e ci spostiamo a Pordenone, mitica alla città, il progetto ventennale. Il comune ha predisposto un piano per il recupero dell'area per realizzare immediatamente dopo il passaggio di proprietà dal demanio all'amministrazione municipale. Hubert Londero ci guida alla scoperta di questo progetto. Qui vedete appunto la piantina e la palazzina comando, dove e poi appunto anche l'area raffrontata con Corso Vittorio Emanuele, per capire appunto come si svilupperà questo progetto. Una caserma usata solamente per metà e i militari andranno verso la Comina. Faccio un salto indietro perché mi piaceva appunto parlare anche dell'inchiesta curata da Alessandro Di Giusto. Abbiamo raccolto una testimonianza importante: malati senza parola, apparecchi obsoleti, puntatori oculari permettono a chi è affetto da sclerosi laterale di comunicare con le macchine in dotazione, però cominciano a essere datate e inefficienti. E quindi insomma qui abbiamo la storia di chi ha le storie di chi è alle prese con questa malattia e la testimonianza delle difficoltà che incontrano in questo percorso. Ci spostiamo invece nella pagina della cultura. Andrea Ioime ci illustra una mostra che fino al 19 maggio potrete visitare nei fine settimana in centro a Udine, nell'ex mercato del pesce, Galleria Attina
Udina Modotti e da 170 anni La voce dei friulani. La mostra è dedicata proprio al nostro settimanale, perché volevamo celebrare con voi lettori, con i cittadini, con la gente, questo importante traguardo per il nostro settimanale e rendere omaggio a una testata dal nome glorioso ma anche alla nostra terra. E qui insomma viene riassunta la storia del settimanale, e qui vedete anche una terra raccontata dalle prime pagine, perché sono proprio le prime pagine del settimanale e delle varie fasi che ha vissuto che sono state utilizzate per raccontare la nostra storia. È un lavoro molto, molto importante che non si esaurisce nella mostra, ma ci sono anche tanti eventi, e qui trovate appunto tutti gli orari di apertura. Ci sono anche tanti eventi collaterali che accompagnano questa esposizione, che vi guida alla scoperta di quelle che sono anche state le inserzioni pubblicitarie o appunto l'evoluzione grafica. E come sempre mi piace ricordare, oltre naturalmente a tutti i colleghi che lavorano, anche l'importante lavoro dei nostri grafici Vittorio Regattin, Simone Lentini e David Fontana, che sono poi gli artefici effettivi della messa in stampa del giornale. Concludiamo il nostro giro negli spettacoli. Udine capitale della nuova Via della Seta. Ci prepariamo al 26 aprile prossimo per l'inaugurazione della 21esima edizione del Far East Film Festival. Insomma, l'Oriente sbarca a Udine, al Teatro Giovanni da Udine. Tanti gli eventi, i film, le proiezioni, e nei prossimi numeri avremo sicuramente modo di tornarci su. In allegato al settimanale Il Friuli, gratuitamente potete chiedere al vostro edicolante il ricettario firmato da Daniele Cortiula e Paolo Zoppolatti. Amici nella vita, rivali in cucina, ovviamente per scherzo, in esclusiva ecco un intenso menù secondo i due celebri chef friulani, come ovviamente può essere una buona idea per ispirare i piatti delle feste, ma anche insomma per utilizzare delle ricette alternative, ricette facili, semplici e a portata di chiunque, quindi insomma una pubblicazione molto molto utile. Adesso però noi ci dobbiamo mettere in marcia, andiamo a San Daniele per fare due chiacchiere con la nostra edicolante di oggi. Venite con noi. Eccoci qua, siamo in edicola a San Daniele, accanto a me Arianna Rampazzo, che gestisce questo punto vendita, che è un'edicola ma è anche un punto vendita dove si trovano tanti gadget, in particolare della nostra regione, insomma anche delle idee regalo molto carine e simpatiche. Sì. Ciao. Ciao, ben ritrovata. E poi biglietti di auguri, ne vedete tanti, insomma un po' per tutte le occasioni, perché il servizio è anche quello di essere un po', insomma, di fornire anche a una città che comunque è turistica, no? E si prepara anche ad eventi importanti, eccetera, dare anche al turista la possibilità, insomma, di portarsi a casa un souvenir. Esatto, sì. Il turismo, noi lavoriamo molto d'estate col turismo, quindi abbiamo aggiunto i souvenir in questa edicola, sia di San Daniele che del Friuli. Invece per chi è di qua magari ma è appassionato di dischi, di musica, di collezionismo eccetera, c'è anche una bella importante novità, perché fornite un servizio ad hoc. Forniamo un servizio dove possiamo ordinare qualsiasi tipo di CD o di vinile per quelli, cioè per i collezionisti, insomma per gli amanti della musica, anche CD e vinili vecchi. Quindi insomma se uno vuole può scegliere, contattarvi e mettersi d'accordo per appunto questo servizio. Infine i libri. Sì, stesso modo possiamo ordinare i libri, gli ultimi libri usciti o libri vecchi, insomma, se le persone vogliono, ecco. Ok, quindi insomma diciamo ovviamente vi rivolgete a una clientela ampia. I miei occhi cadono sempre sulle figurine, tutte queste cose qua che nonostante la mia età mi attraggono tuttora. I bambini sono a casa da scuola, ne abbiamo visti parecchi scatenati, è un buon rimedio per farli star buoni anche da parte dei nonni. Sì, Madonna, noi lavoriamo tantissimo con i bambini, cioè se tu vedi anche qua è tutto pieno di cose per bambini. Sì, vengono, adesso che sono a casa da scuola sì, ce ne sono tanti, sì. Abbiamo scoperto
scoperto che mettendo insieme contributi statali e regionali conviene, o comunque si ricevono molti più finanziamenti per l'acquisto di auto elettriche rispetto agli aiuti, bonus bebè, eccetera, per l'arrivo di un figlio o del secondo figlio. Cosa ne pensa? Io penso innanzitutto che trovare un equilibrio tra le due cose sarebbe la cosa migliore. Avendo un bambino piccolo penso che sarebbe bene destinare dei soldi anche per queste cose qua, visto che le spese sono altissime per pannolini e tutto quello che serve, quindi un aiuto alle famiglie sarebbe importante. Più sostegno alla famiglia. Ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno. Quelle bisognose, si intende, perché quelli che stanno bene, che sono agiati, non hanno bisogno, insomma. Però insomma per l'arrivo di un bambino un aiutino. No, anche ogni mese magari un contributo, diciamo 200-300 euro, allora ci si incentiva. Effettivamente l'aiuto ce l'hai fino ai 3 anni, dopodiché praticamente non ti aiuta nessuno. Ci sarebbe bisogno, anche voglio dire la maternità è un po' corta in Italia. Anche un aiuto in più, perché comunque l'aiuto è poco, sì, bonus bebè ok, scusa. È solo una questione economica oppure anche ad esempio la maternità più lunga come in altri stati d'Europa potrebbe aiutare una mamma lavoratrice? Io sono stata diciamo fortunata fino in quel senso perché fino adesso non ho lavorato, quindi fino ai quasi 4 anni, però effettivamente non so, per esempio c'era un aiuto per avere la babysitter che adesso hanno tolto, anche quello. Una maternità più lunga anche, certo, perché comunque adesso una donna torna a lavorare, ma una mia amica per esempio ha lasciato il lavoro perché ha detto do più soldi alla babysitter che è meglio che sto a casa io e me li cresco io. Allora, questo giovane ragazzo è in vacanza da scuola, si è venuto a prendere le figurine, vero? In edicola? No. No, non le figurine, le caramelle. Giusto. Allora Patrick, Effetto Giovani ce lo siamo lasciati alle spalle, sei stato uno dei protagonisti, adesso come procede? Dopo aver fatto 9 puntate su 9 quest'anno un po' di nostalgia ce l'ho, perché il venerdì non si sa più cosa fare. Allora facciamo un saluto invece ai nostri compagni di avventura, anche ai professori, e visto che ci siamo gli auguriamo buona Pasqua. Voglio salutare il prof Babbo, il prof Martina, il prof Lesa, buona Pasqua a tutti. E a tutti i ragazzi, Gloria anche in particolare, Max, Matteo, Teso, Angelica, Siria, Dharma e altri ancora. Ciao! Edicola Friuli finisce qui, l'appuntamento è per la prossima settimana, sempre alle 18:30 circa, e saremo a Pagnaco. Nel frattempo invitiamo la gente, se vuole, una bella passeggiata a San Daniele. Vi aspetto e soprattutto ricordatevi che c'è area di festa. Ciao! Ciao e grazie!